sono Enrico Vanin e sono uno dei titolari, in realtà, perché c'è anche mio padre, della Vanin Vivai, società agricola, società semplice, sita qui nel comune di Paese, in via Mascagni. E diciamo il nostro prodotto si concentra sulle piante da giardino e nello specifico sulla produzione per la ricoltivazione di piante da giardino. I nostri clienti sono vivaisti che comprano le nostre piante per ripiantarle e poi venderle a loro volta. Il gruppo MiProLED alla fin fine l'idea era quella di vedere se si potevano utilizzare le luci a LED per migliorare la produzione, alla fin fine vedere se per l'appunto le luci a LED possono essere utilizzate anche all'interno delle aziende coinvolte. Quindi la domanda principale era: possono le luci a LED, che sono una tecnologia relativamente nuova ma sotto certi punti di vista anche già testata, perché ci sono tanti ambiti in cui la luce a LED nella produzione di piante viene già utilizzata con successo, e quindi perché non provare a vedere anche nei nostri settori se può essere utilizzata. Proprio per questo motivo appunto ci siamo messi insieme anche agli altri partner e è stato chiesto il finanziamento per fare questa prova alla fin fine. L'idea è quella di vedere se grazie alle lampade a LED si riesce ad ottenere un prodotto migliore, prima, se anche la percentuale di riuscita può migliorare. Innanzitutto il progetto si sviluppa per 36 mesi, lungo l'arco di 36 mesi. E dopodiché cosa dire? Chiaramente alla fine di questa sperimentazione noi speriamo di vedere, dopo aver appunto macinato i numeri, che questo è il compito dell'università, di vedere se grazie alle lampade a LED c'è un miglioramento nella produzione. Sicuramente c'è la possibilità di dare la giusta quantità di luce, le frequenze giuste che servono alla pianta per fare quello che deve fare. Il PSR ci ha permesso di fare questa cosa in maniera più innovativa, perché per quanto appunto la tecnologia LED sia una tecnologia già utilizzata all'interno del vivaismo, florovivaismo, insomma come vogliamo definirlo, non c'è un lavoro specifico su quello che è la produzione di piante da giardino. Per esperienza diretta bisognerebbe sempre puntare sull'innovazione, però onestamente sono anche dell'idea che bisogna puntare sulla sostenibilità, perché ne abbiamo bisogno. Da questo punto di vista, per esempio, la nostra azienda comunque da anni sta cercando di ridurre il più possibile l'utilizzo di prodotti chimici, soprattutto sui trattamenti fitosanitari, quindi siamo già orientati da molto tempo sulla lotta integrata, quindi onestamente, se devo dare un'opinione mia, bisogna puntare sull'innovazione e bisogna puntare sulla sostenibilità ambientale.